A questo punto chiuderei il primo giro di domande, questo termometro, con un'altra struttura molto importante, un operatore storico padovano che è dedicato prevalentemente al business congressuale. E ringraziamo Annalisa Fracasso, presente con noi, amministratore unico della Points by Sheraton di Padova, ed è un hotel che con le sue 216 stanze e oltre 800 posti congressuali è l'hotel con le dimensioni più rilevanti di Padova. Quindi una realtà insomma molto significativa. Volevo sapere da Annalisa quali sono ad oggi, nella vostra tipologia sia hotel che congressistica, quali sono i tassi di riempimento che state riscontrando in questi mesi e come hanno reagito il mondo business e il mondo leisure nell'ambito della vostra attività. Allora, intanto grazie della presentazione e buongiorno a tutti. Allora, se io guardo i dati statistici, sono ancora molto, molto critici, perché come hanno detto un po' i colleghi che mi hanno preceduta, effettivamente nella nostra attività siamo un po' una cartina al tornasole di quello che succede intorno a noi. Io è da 1 anno e mezzo che vedo appunto questa risalita, questa discesa anche molto veloce a seconda proprio dei vari DPCM che ci sono stati prima con il governo Conte e adesso con comunque queste varianti che incidono sulla paura generale che c'è in giro un po' dappertutto. E noi, se per caso non l'avessimo capito prima, ci dimostriamo di essere ancora di più un albergo business, nel senso che la pandemia ha reso ancora più chiari determinati dati. Ad esempio per noi l'estate, soprattutto i mesi da metà luglio ai primi di settembre o comunque fine agosto, erano dedicati prettamente al leisure, cioè il nostro albergo per la sua posizione, per la quantità di stanze, fondamentalmente era un punto di appoggio per molte agenzie che portavano qui della clientela straniera, soprattutto indiani, sudamericani o orientali, di passaggio su Roma, Venezia o comunque altre località. Padova purtroppo non ha mai ancora attirato come città da visitare, insomma. Speriamo che adesso che è stata nominata Urbs Picta, che è diventata patrimonio dell'UNESCO, insomma, in futuro questo possa darci anche un po' di più risonanza a livello mondiale. Comunque sta di fatto che purtroppo noi abbiamo avuto tutto il traffico leisure azzerato totalmente da oltre 1 anno e mezzo a questa parte. Tra l'altro noi continuiamo con un lavoro veramente incessante di proposte perché ci vengono richieste, dopo, però vengono anche cancellate, vengono posticipate, c'è un grande fermento a livello di richieste, però è tutto molto, molto incerto. Per quanto riguarda invece il settore dedicato al business, anche lì la gente ovviamente adesso ha altri mezzi, per cui se può fa a meno di incontrarsi fisicamente. Però è anche vero che sono nate altre situazioni, ad esempio per il congressuale, che comunque ha a che fare col business, ovviamente, perché, che ne so, ad esempio oggi stanno facendo una riunione qui da noi per un'asta immobiliare. E nei giorni scorsi ci sono state delle riunioni di condomini molto grandi che evidentemente non avevano spazio sufficiente nei luoghi che di solito erano deputati per questo tipo di attività. Per cui diciamo che è in grande evoluzione anche tutto questo mondo e soprattutto però quello che penso sia la prospettiva appena dopo l'estate sarà quella appunto dell'evoluzione della pandemia. Io ho messo il papà effettivamente per dire perché lui era sempre un grande ottimista e come i miei colleghi anch'io, seppure parto da una situazione molto critica, appunto per la tipologia degli ospiti che vengono qui, sono convinta che da settembre in poi ci possa essere veramente
una nuova ondata positiva di lavoro e soprattutto poi anche per tutti gli altri settori quando sarà iniziata la scuola, perché in tutto questo periodo secondo me quello che conta tanto, o comunque io lo vedo, lo percepisco anche nel contatto con i clienti, è una sorta di nervosismo, di paura. Le persone hanno bisogno di uno straccio di certezza, finché non ce l'hanno non tornerà una pseudo normalità, insomma, anche se con delle sfaccettature diverse.